Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Bentornati amici di Unica Radio nella nostra rubrica Chuck in Sardegna, la rubrica dedicata al cinema in Sardegna. Insieme a Marinella Frau, Luca Lovina e alla regia Priamo Meloni. Ogni settimana con noi ospiti, attori, registi che hanno lavorato nella nostra isola per raccontarci un po' quella che è stata la loro esperienza. Oggi con noi Ignazio De Ligia. Ciao a tutti. Benvenuto. Buongiorno. Ciao Ignazio. Buongiorno. Ciao. Come va? Bene, dai, è un periodo produttivo di lavoro, quindi quando si lavora si è sempre contenti. Diciamo che tu non hai mai smesso di lavorare, hai iniziato... Un piccolo periodo sì, me lo sì. sono preso. Beh, la tua storia nasce a Cagliari nel 1982. 82, sì, sì. Tu sei associato soprattutto al gruppo degli Amacchiaus, Sì, esatto. Spettacoli, musica, ma tu nasci come cantautore. Raccontaci un po' questi passaggi. Io nasco come cantautore, serio anche. Mi piaceva scrivere, prima di tutto, prima che interpretare. E scrivere mi dava proprio, mi faceva stare bene perché esprimevo quello che avevo dentro, ovviamente. E questi pezzi poi ho iniziato a condividerli con gli Amacchiaus, abbiamo iniziato a girare. Dopodiché ci siamo fermati per colpa degli impresari che volevano in qualche modo manovrarci, e lì ci siamo fermati. Vi siete Perché perdevate di spontaneità per questo? No, più che altro perdevamo di moneta. Ah, ok. Perché praticamente gli impresari hanno sempre questo gioco, no? Tu sei una pedina da proporre ai comitati, guadagni il 5% di quello che guadagnano loro, e con tutto l'impegno che ci mettevamo noi per scrivere i pezzi, per provarli, allora a quel punto lì era meglio che provavamo e suonavamo per gli amici nelle cantine. Certo. Perché andare a suonare a Ittiri o a Olbia e avere soltanto un piccolo cachet e nessun rimborso spese, alla fine. Perché poi alla fine il lavoro non è solo quello dello spettacolo in sé, c'è un lavoro dietro di scrittura, di preparazione, di prove. E quindi... Soprattutto le prove. Le prove sono quelle che io a un certo punto non ho più sopportato. Cioè, nel senso che non volevi avere una struttura già predisposta per... No, perché si lavora tanto durante le prove. Cioè, tu immagini un pezzo, io che componevo, spesso facevo sia testi che le musiche, lo immaginavo in un modo, quindi quello dovevi cercare di trasmetterlo agli altri, che magari avevano un'idea di arrangiamento differente da quello che dicevo io, e quindi lì ci si scontra molto ci si scontra anche con gli amici più cari. Ma quindi tu hai continuato cantando con gli amici nelle cantine, nelle piazze, Sì. avete girato ancora l'Europa, Esatto. avete cantato nelle metropolitane, Esatto. nelle piazze europee, Sì. Parigi e tutti questi posti qui? E quella è stata l'esperienza più bella, perché ci ha forgiato, ci ha fatto capire che non esistevano soltanto delle platee grosse, ma esisteva anche il conquistarsi il passante. E quello credo che a me personalmente mi sia rimasto, perché andare a suonare, anche quest'anno mi è capitato che per esempio alle 22 la piazza non fosse ancora gremita di gente ed erano tutti sotto i chioschi a bere, soprattutto nel nuorese questo capita, perché la cultura nostra della Sardegna, anche quello che le feste le affrontiamo così per divertirci e parlare con l'amico che magari non vediamo da tanto tempo. E lì ho dovuto prendere la gente dai chioschi e farli sedere e fare lo spettacolo. Prenderli fisicamente. Esatto, perché poi fare uno spettacolo di cabaret quando non hai nessuno davanti. Io per esempio faccio gli spettacoli giù dal palco, non sto mai sul palco. Che poi tanta gente mi dice ne hai fatto di palchi. No, io ho fatto sotto palchi, sì. Perché a me piace il contatto con il pubblico. Se devo stare sopra un palco e avere il pubblico distante non mi piace. Però a un certo punto questa esperienza è terminata e tu hai iniziato a fare gli spettacoli che appunto definiamo di cabaret. Sì, un po' di cabaret negli spettacoli degli Amacchiaus c'è sempre stato. Poi è successo che io ho smesso, ci siamo sciolti con gli Amacchiaus nel 2017, ovviamente di comune accordo, e abbiamo pubblicato un doppio disco dal vivo. E poi nel 2022 abbiamo fatto Sanremo Rock.
Ah, ecco, sì, Mi hanno sarà- chiamato, ho detto dai, la facciamo. Assieme a loro. Sì, li ho riuniti e abbiamo fatto 2 pezzi del mio disco che era uscito, quindi era Ignazio De Ligia e gli Amachiaos. E abbiamo fatto un paio di pezzi a una selezione a Iglesias, dove l'abbiamo vinta questa selezione, siamo partiti a Sanremo Rock a fare i Wow. pezzi. Sì, poi e da lì io ho continuato il mio percorso di cantautore, ma già da prima. Avevo pubblicato il mio secondo album da solista, perché nel mentre ne avevo pubblicato anche uno quando stavo ancora con gli Amachiaos. Il mio primo lavoro si chiama Dentro al cuore. E poi ho pubblicato Doppia Anima, che è quello del 2021. da E invece solo. come sei finito a lavorare nel cinema, a fare l'attore Allora, nel cinema? io ho fatto l'autore per un programma televisivo che era Fuori Onda a Videolina. E a Fuori Onda abbiamo iniziato con altri comici lì a fare questo programma televisivo. Dopo qualche puntata ci siamo resi conto che era un po' debole il programma, quindi io sono sceso in campo anche io facendo dei personaggi, facevo l'imitazione del nostro vecchio produttore, facevo Antonello Lai, l'imitazione di Antonello Lai e altri personaggi, quindi lì il programma è andato meglio, ha decollato, e questo regista che stava preparando un film gli è piaciuto un pochino certe tematiche del programma e ha improntato questo film che si chiama Asibiri, dove io facevo un postino improbabile che non aveva molta voglia di fare il postino, del tipo mi davano una lettera via Roma numero 57, non trovavo il 57, correggevo E lo depositavi al 52 Esatto, che, esatto. che gli somiglia il E 6. poi che fa mio figlio per evitare di fare certe cose. Oppure, per esempio, scenda giù a prendere la lettera. No, perché devo scendere? No, deve scendere giù perché io non salgo. Ma perché devo scendere? Apriva la porta e abitava al piano terra. Perché devo scendere? Cioè, queste scene che mi sono scritto io nel film, praticamente. Utilizzando quella che è la tua capacità, Beh, cioè certo, quella di il inventare regista le l'ha battute, sfruttato. di Esatto, andare sì. all'improvvisazione, Sì, di sì. trovare appunto il lato comico delle situazioni. Esatto, mi piace molto. E ti piacerebbe continuare in questo o non vorresti abbandonare quella che è la Il tua... cinema? Sì. Ma io sono stato anche parecchio rimproverato durante le scene del film, perché io prendo tutto a gioco. Per me la vita è un gioco, fondamentalmente se non mi diverto non le faccio le cose. E Katia Corda, che è un'attrice che voi conoscete, che è estremamente seria nel girare le scene, ogni tanto usciva, stai zitto, stiamo girando, e qui stiamo raccontando barzellette. Immaginati la scena che dura 3 ore perché alla fine ridi. Vabbè, E la sono stessa cose cosa l'ho belle, fatta cioè, anche nell'ultimo film, passano ci meglio. divertivamo. L'ultimo sempre. film è quello con Milani, Con giusto? Milani, sì. E lì cosa hai fatto? E lì sono un carabiniere, il maresciallo dei carabinieri della stazione di questo luogo che si chiama Bellesa Manna. e lì anche scene. Quindi è comunque sempre una parte comica, giusto? Anche questa, Ma o no? non più di tanto, non più di tanto. Sì, c'è qualche scena comica adesso. Ma il non film si di può dire. Milani è l'ultimo, quello che deve uscire Sì, adesso. La vita va così. La vita va così, Sì. con un cast stellare, direi, Sì, con sì, moltissimi attori, bravissimi attori. Sì. È una troupe sarda oppure... No, è mista. Mista? Sì, No, perché noi siamo sempre interessati Eh. a capire se in queste produzioni poi la Beh, presenza anche... Sardi ci siamo io, Gabriele Cossu, Massimiliano Medda, Jacopo Cullin, Geppi, direi Geppi che- Cucciari. Sì, no, poi ovviamente ci sono poi le comparse che Tutte sarde sono queste, state credo, sì. molte, un pochino di comparte. Ok, invece il protagonista è un pastore vero, giusto? sì, È esatto, stato sì, trovato così per caso. Sì, ma che poi è perfetto. Tramite per la- passaparola, per la- sì. sì, È per la perfetto parte nella che fa è parte. perfetto. A parte che è un ometto splendido, simpaticissimo, sì. Che fa il pastore veramente. Che lo fa nella vita, Sì, cioè, sì. E invece altri film, che cosa... Altri di film ho che cosa fatto ci parli? Asibiri, quello di cui vi parlavamo, e poi Side Effect, o effetti collaterali praticamente, dove lì ero una specie di
di uomo ossessionato dal sesso, che poi Regia, la verità, chi è- io nella chi è? vita normale sono ossessionato dal sesso, nel senso che non ne vedo mai. No, dico, il regista chi era di questo? Antonio Congia, se non mi sbaglio, Antonio Congia, sì, per la Pentafilm. Ok. E adesso i tuoi spettacoli dove stai E portando? adesso sto facendo questo tour che si chiama Poliedrico Tour, che è iniziato praticamente ad aprile e si concluderà adesso ad ottobre. Però praticamente si conclude, ma rinizio con i teatri, con uno spettacolo nuovo, quindi praticamente finisco e rinizio. Cioè, quindi questo tour è in giro per la Per le Sardegna, piazze, sì, per le per le piazze della piazze, sì, Sardegna. ho fatto Ok, le dacci un po' di piazze. date, un po' di paesi Beh, così. le prossime sono il 30 a Pauli Arbarei, il 2 a Samugheo, il 9 a Utta, il 27 a Quarto Sant'Elena, che mi ricordo, forse c'è qualcos'altro. Il 7 sarò con i La Pola a Sant'Antioco. È la festa del santo, mi pare. Ma credo di sì, sai. No, Settembre? no, O no? sì, O- settembre, sì. Credo sì, mi sembra che sia la festa di santo. Fanno grandi spettacoli. Sì, ma io il Sant'Antioco l'ho fatto anche con Poliedrico Tour quest'anno, è andata benissimo, una bella festa, c'è un sacco di gente, dove c'è la gente ci si diverte Tu sempre. ti diverti ancora come sempre? Sempre. Io non faccio niente se non mi diverto. E la tua più grande soddisfazione cos'è? Vedere il pubblico ridere quando tu fai una battuta oppure... La più grande soddisfazione è quella di vedere il tuo lavoro concretizzato, cioè vedere quello che tu hai scritto e che hai fatto, ma in qualsiasi cosa sia durante lo spettacolo, anche i pezzi che canto, che li ho scritti io. Io spesso chiudo gli spettacoli con un pezzo dedicato a mio padre. E in quel pezzo lì vedo la gente emozionarsi, questo mi dà molta carica, perché ognuno si impersona in quello che senti cantare, ognuno capisce, entra dentro la storia, e quando tu scrivi una cosa e vedi gli altri impersonarsi in quello che scrivi, vuol dire che Hai colpito. non hai lavorato male, ecco. Certo, perché tu ti porti come tutti noi tutta l'esperienza della Sì, tua poi vita. anche un che ringraziamento, poi esce, e anche certo. un ringraziamento che io do ai miei genitori. Io sono cresciuto in un quartiere pericoloso e i miei amici erano tutta gente che poi, bene o male, è finita male, capito? Quindi quando io faccio qualcosa e vedo... trovo in quello che faccio io l'orgoglio mio, che poi lo vedo anche negli occhi dei miei genitori, anche se loro non ci sono più, e quello mi forgia molto. Ho ripreso a fare gli spettacoli anche dopo aver passato una depressione. Io con la morte di mia madre sono andato in depressione, non avevo più voglia di fare niente, e quando tocchi il fondo rialzarsi è molto bello, è positivo, e forse è quello che mi ha riportato sul palco. Cioè riuscire a superare questo momento Sì. trovando la forza di ritornare sul palco, che non è da poco se uno ha una depressione. Esatto, sì, quando ti manca una persona con la quale vivi in maniera simbiotica, io con mia madre vivevamo in maniera simbiotica, mia madre era eccezionale, poi ho questo vuoto che ho perso mio padre, che era più piccolo di me, aveva 57 anni mio padre. Io durante il servizio militare ho fatto anche carcere, perché ho legnato uno perché mi aveva coltellato, cioè proprio nel periodo in cui... Dov'è che l'hai fatto al militare? A Cagliari. L'ho fatto a Cagliari e uscivo tutti i giorni io praticamente. La comodità era quella di quando facevi il militare a Cagliari, che potevi uscire, andare in giro, vedevi i tuoi amici, comunque eri No, sempre io qua. ero stato privilegiato perché avevo proprio il problema di mio padre. Mio padre era malato di tumore, aveva un tumore al duodeno, quindi Ti avevano mi permesso. avevano aiutato a farlo a Cagliari. E io ho fatto 11 mesi, facevo l'autista di un generale. In 11 mesi non ho mai preso un foglio di punizione, c'ero proprio sempre la macchina sempre pulita, i capelli sempre in ordine. Soltanto che un giorno sono uscito in libero uscita, ho visto mio padre che urinava sangue, e lì ho capito che mio padre se ne stava andando. Sono rientrato in caserma e questo sardo come me voleva per forza che bevessi con lui, capito? Al mio ennesimo rifiuto, alla fine stava insistendo troppo, gli ho detto finiscila così. Come io stavo chiudendo l'armadietto, mi ha fatto questo bel regalo,
che una coltellata nel braccio, e la sua cultura era quella. Sì. Se tu non bevevi con lui era quella. Però la vabbè, mia cultura era vabbè. un'altra, che litigavamo a cazzotti tutti i giorni nel mio quartiere. Peggio per lui, capito? Però non mi sono mai pentito. Mi hanno messo in cella con giusto. 2 obiettori di coscienza che erano testimoni di Geova, che mi hanno aiutato, Si bravi erano ragazzi. sì, ribellati anche loro. No, Beh, loro erano loro non volevano impugnare armi, quindi facevano il servizio militare reclusi per non impugnare le armi. Ah. Sì. Beh, perché loro non possono per la loro religione fare Esatto. tutta una serie di... All'epoca era così, adesso non lo fa più nessuno il militare. Ma Sì, già, infatti. anche perché non c'è più. Ascolta, invece, quando è che hai capito che questo dono della comicità poteva diventare un lavoro? Da subito, da sempre. Io l'ho sempre saputo, sia nella comicità ma anche nella musica. Io volevo fare quello, l'ho sempre voluto fare quello. A parte che quando sto sul palco io sto bene, io sono spontaneo, normale, io non provo emozione, se non il pubblico che me la fa provare. Però io sono come ora qua. Ti senti a tuo agio quando sali nel Assolutamente palco, sì, non sì. è una forzatura, cioè tu non stai preparando il personaggio come si fa al cinema, tu sei te stesso, sali nel palco e sei te stesso e vai. Esatto, sì. Ma soprattutto non hai un personaggio, ogni volta interpreti quello che senti e che Esatto. vuoi dire in quel preciso momento. Esatto, ma la gente lo percepisce questo. Tu improvvisi molto, Molto, sì. quindi vai anche sull'emozione della sala, cioè se ti accorgi che la sala ha bisogno di certe cose tu la segui. Esatto, sì. Vabbè, è così che fanno gli attori. Cioè, No, nel senso è bello perché poi riesci a... sono molto spontaneo, per esempio l'altro giorno a Zara stavo parlando col pubblico e ho visto una signora che aveva l'apparecchio nei denti, no? E ho detto, ma lei è di Elmas? Ho detto, no, perché? Ho visto che ha l'apparecchio in bocca. E abbiamo riso, il pubblico l'ha percepito, questo ha fatto un applauso spontaneo perché... la gente ha voglia proprio di capire che tu sei sincero con loro, capito? Quando sei sincero e mostri quello che sei anche nelle piccolezze. Ho salutato il pubblico alla fine, gli ho detto ciao a tutti, Arzana, anziché dire Azzara, e lì mi hanno fatto una bordata di fischi ma in tono scherzoso ed è stato un bel momento anche quello. Senti, una curiosità, hai mai pensato di fare il teatro dialettale sardo, quello campidanese, che è comico, diciamo? No? No. No, perché lì c'è un ruolo, come dire, definito, dei personaggi strutturati. No, ma perché ho sempre pensato più alla musica che al teatro, capito? Al teatro ci ho pensato con lo spettacolo che sto facendo ora, che è una dimensione più teatrale piuttosto che da piazza, però l'ho prestata anche alla piazza, però No. fare teatro così, ricordarsi anche le parti è un problema per me. Io cammino col gobbo e non è di Livorno. Ascolta, invece, giusto per finire che ci manca un minuto, dici un po' il nuovo spettacolo, che cosa sarà, che cosa cambia? Beh, nel nuovo spettacolo ci sono dei testi differenti, ovviamente. Proporrò molte di queste canzoni, ogni volta ne farò una diversa perché il disco nuovo presenta 20 brani e li voglio fare tutti quanti. Poi ci sono varie storie, parlo dei bambini di Gaza, parlo della violenza sulle donne, del mio percorso nuovo, ci sono tante cose, degli influencer per caso, ci sono tante cose in questo disco che vale la pena di sentirlo. E per la prima volta farò un CD e una pennina che accompagna il CD, perché come sapete il CD è un supporto che insomma Non ne usa più nessuno. non usano, però è bello avere il supporto Sì, è con i vero, testi, sono d'accordo. con i titoli, quindi ci sarà il CD e la E la pennina. pennina. Sì, in maniera che uno prende la pennina e la mette in macchina, però ha il supporto dove poter leggere i testi, leggere gli autori, che è una cosa che è penalizzante per un disco ora, capito? Cioè uno Beh, deve sì. sapere chi ha scritto quella canzone. Anche il testo in alcuni Appunto, casi. esatto, Fa sempre sì, piacere sì, leggerlo. esatto, certo. esatto. Lo so. Per esempio nel mio monologo dello spettacolo parlo di Umberto Tozzi,
che faceva queste canzoni con pochi testi, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Allora la gente dice, lo aspettiamo alla seconda canzone, cosa fa? Tu da badan, testi non ne aveva alla fine. E si ironizza anche su questo. Bene, ti auguriamo un grande successo con Grazie. questa Bocca al lupo musica. per Bocca tutto, al lupo. noi come sempre ci sentiamo su unicaradio.it tutti i martedì alle 20.